ricorsi al Consiglio di Stato, e al Consiglio di Stato c'è una sentenza di una paginina nella quale dice: avendo l'impresa che aveva vinto alla TAR ritirato il ricorso, la sentenza è decaduta, non c'è più. Dopo una settimana dalla sentenza, l'impresa che aveva fatto ricorso, che aveva vinto il TAR, diventa socia della società di progetto che aveva il Project Financing al 5%, garantendosi l'attività per 27 anni. Cosa è successo? È stata pagata, ritirato il ricorso e quella sentenza è morta. Ma la sentenza c'è, e quando un giudice ha dichiarato che questi contratti sono assolutamente nulli e sono devastanti per la prospettiva, anche dal punto di vista della gestione del servizio sanitario diretto dell'ASL. I conti si fanno presto. Se il costo della sanità oggi è 100, io ho 50 i servizi non sanitari, li affido a quello del Project Financing, alla società di progetto, con un contratto di 30 anni. Quel 50 rimarrà 50 per sempre, anzi diventerà 51, 52, 55 perché è indicizzato. Se nell'arco del tempo, fra 3 anni, le risorse calano come stanno calando e i trasferimenti diventano inferiori, se alla sanità del Veneto non arriva a 100 ma arriva a 90, dove tagli? Tagli in quello che gestisci direttamente, quello che ti è rimasto in capo a te: gli infermieri, i medici, le medicine, la gestione del servizio sanitario. Se devi risparmiare 10, tagli della gestione diretta che c'è sul servizio sanitario, perché la spending review nei project financing che non puoi farla, hai un contratto vincolante per tutta la durata della concessione. E da questo punto di vista io inviterei gli amministratori del Veneto, della Lombardia, della Calabria che stanno facendo queste operazioni, li obbligherei ad andare una settimana in Inghilterra. In questi ultimi 3 anni, quotidianamente sulla stampa inglese emergono i fallimenti dei trust, degli ospedali inglesi che hanno fatto questa operazione. Contratti analoghi partiti 10 anni prima dell'Italia, e sono operazioni che inevitabilmente emergono dopo 6, 7, 10 anni che sono stati avviati i contratti. Dal 2009 in poi in Inghilterra quotidianamente c'è il fallimento di un ospedale per i project financing che hanno fatto. Noi in Italia siamo a 50 operazioni, in Inghilterra ne avevano fatte 120, stanno tutte emergendo. L'anno scorso il ministro del Tesoro inglese, conservatore, ha detto che le operazioni di project financing nella sanità sono totalmente discreditate. E il governo inglese si sta dissanguando per ripianare i debiti di tutti gli ospedali che hanno fatto questa operazione. Io inviterei gli amministratori ad andare in Inghilterra quantomeno una settimana a informarsi su quello che sta avvenendo grazie a questa operazione. Ho già parlato molto, chiudo rapidamente, facendovi vedere 2 grafici. Questa è l'incidenza delle operazioni di partenariato pubblico-privato, di cosiddetto project financing, diciamo, sugli investimenti in opere pubbliche dal 2002 al 2011. Che cosa è avvenuto nel 2002? Che si è modificata la definizione della concessione. La definizione che abbiamo visto dice
il corrispettivo è unicamente il diritto di gestire, eventualmente accompagnato da un prezzo. Noi nel 1994 con la legge anti-Tangentopoli, la Melloni, avevamo recepito questa definizione stabilendo il limite del 50% del prezzo che poteva accompagnare il diritto di gestire. Cioè dal 1994 al 2002 si poteva affidare in concessione delle opere e il committente poteva anche pagare un prezzo, ma non poteva essere superiore al 50% del costo dell'opera. Nel 2002, con il collegato alla finanziaria per favorire le architetture contrattuali finanziarie delle grandi opere, viene modificata questa definizione, viene abolito il limite del 50% e il limite della durata della concessione che era fissato in 30 anni. Dal 2002 in poi si possono affidare in concessione opere, anche cosiddette fredde, per le quali il committente pubblico si può impegnare fino al 100% del costo dell'opera. Dal 2002 esplodono i cosiddetti project financing anche per questo motivo. E questi sono i dati. Nel triennio 2002-2005 il valore dei cosiddetti project financing era l'11%, il numero ovviamente lo è più limitato, il 2-3%, ma il valore è molto più alto. Dal 2006 al 2008 il valore diventa del 22%, dal 2009 al 2011 diventa del 35%. Si fanno soprattutto opere in concessione e si fanno molto meno opere con l'appalto pubblico. Questi sono i dati del 2011 sul 2010. Gli appalti di servizi, quelli per i quali sono necessari soldi stanziati che incidono sul deficit, sono diminuiti del 13%, le concessioni sono aumentate del 64%. Gli appalti di lavori sono diminuiti del 31%, le concessioni di lavori sono aumentate del 191%. Che cosa sta succedendo? Questa classe dirigente che guarda solo all'oggi guarda al deficit, non al debito, guarda al bilancio corrente. E se io voglio azzerare il deficit, lo abbiamo messo anche in Costituzione, l'obbligo del pareggio di bilancio, cosa faccio? Taglio gli appalti, faccio meno appalti e quindi metto in difficoltà soprattutto i comuni, gli enti locali, e taglio le risorse per gli investimenti per le piccole opere, per le manutenzioni e quant'altro che riguardano soprattutto la piccola e media impresa. Aumento gli investimenti con la concessione perché non incidono sul deficit, si scaricano sui debiti futuri, emergono fra 3, 4, 5 anni, non emergono nemmeno durante la durata dei cantieri. Quell'investimento è nella contabilità della società privata, della società di progetto, con il prestito fatto alla banca, però garantito dal pubblico, e incomincerà ad emergere quantomeno fra 3-4 anni, quando il cantiere è chiuso e l'ASL o il comune si è impegnato a pagare il canone. Ma pago un canone che va nella spesa corrente, non è investimento, quindi evito anche il blocco, il rispetto dei vincoli del patto di stabilità per gli investimenti. Queste operazioni complessivamente in Italia dal 2002 in poi ammontano a circa 200 miliardi di euro. In questi 200 miliardi l'impegno del committente pubblico è intorno al 90%, il 90% è garantito da un prezzo del committente pubblico, attraverso canoni di disponibilità e quant'altro. Cioè stiamo parlando di circa 180 miliardi di euro
nascosti nelle contabilità della società di progetto di una società privata, ma che sono debito pubblico a tutti gli effetti. Cioè sono 180 miliardi che non trovate nei 2000 miliardi di debito pubblico, ma sono debito pubblico a tutti gli effetti. E quello che sta succedendo adesso, i provvedimenti presi dal governo dei tecnici, 16 misure dal dicembre del 2011 al dicembre del 2012, 16 misure tutte indirizzate a favorire le operazioni di project financing. Financo la istituzione dei cosiddetti project bond, titoli di debito per fare queste operazioni. Quello che sta succedendo è esattamente questo: ci stanno rubando il futuro, e la spinta verso queste grandi opere e queste operazioni sul nuovo deriva da un'alleanza forte fra l'impresa cosiddetta post-portista scatola vuota, che per funzionare ha bisogno di queste grandi opere, alleata con il mondo finanziario. Con gli appalti non si fanno affari, le banche non fanno affari, le banche fanno affari con i project financing, lavorano sul denaro, sul prestito, e sui project financing c'è l'alleanza straordinaria, e per questo spingono in questa direzione, dell'impresa scatola vuota o delle post-portista e del mondo finanziario, che con queste operazioni può fare degli affari. A loro però del futuro non interessa assolutamente nulla, dell'utilità dell'opera fra 20-30 anni a questi non interessa niente, gli interessa l'oggi, fare l'affare oggi, prescindendo totalmente dal futuro. E purtroppo sulle esigenze reali che abbiamo, i lavori del piccolo comune, l'attività della piccola impresa di manutenzione del territorio, recupero sismico, riqualificazione edilizia, abbiamo 1000 esigenze di questo tipo, assetto idrogeologico del territorio. Sono tutte attività che incidono prevalentemente sugli appalti con stanziamenti e che riguardano solo prevalentemente la piccola e media impresa. Sono quelle attività che potrebbero far riprendere il paese veramente, perché sono fra l'altro a maggior tasso di occupazione rispetto alle grandi opere. Si punta sulle grandi opere per questo motivo, ma ipotecando il futuro in maniera devastante. E purtroppo l'estensione di questo modello non solo alle grandi opere, oggi anche alla sanità, rischia di compromettere anche la gestione di servizi essenziali per i cittadini. Scusate la lunghezza. Adesso Don Luigi ci darà una visione di completamento, diciamo, di questo discorso. Ma io sarò molto più veloce, anzi sarei tentato di farvi vedere due filmati, perché il tema che dovrei affrontare io è l'antimafia sociale. Voi capite che se io dovessi dare continuità a quello che diceva Ivan adesso, spesso ci incrociamo nei nostri percorsi su queste tematiche, è chiaro, avete capito da soli, che quando c'è tutto questo occultamento di denaro, questa gestione privatistica del denaro, evidentemente le mafie vanno a nozze. E quindi il problema del riciclaggio, il problema dell'investimento, il problema della ripulitura del denaro sporco è chiaro che va a nozze dentro questo tipo di finanza a progetto. Allora voi capite
quanto sia importante la cultura che emerge all'interno dei nostri territori, quanto sia importante che i cittadini siano avvertiti, sensibilizzati, siano capaci di leggere determinate situazioni per sbattere la porta in faccia all'infiltrazione di carattere mafioso che ci sono anche nel nostro Veneto. Poi io avevo un documento, se riusciamo a farvelo vedere, ho portato 2 documenti molto brevi, tanto per renderci conto come questa infiltrazione è presente nel nostro territorio, parlo anche delle nostre zone. Vi racconto alcune cose per capire che cos'è questa antimafia sociale. Guardate, l'altro giorno, qualche mese fa, ho incontrato un pentito. Voi sapete che anche nella nostra provincia ci sono decine di pentiti. I pentiti sono coloro che, pur avendo fatto attività di carattere mafioso, sono poi diventati collaboratori di giustizia, o perché gli conviene, o perché si sono pentiti sul serio, o perché si sono pentiti e anche convertiti. Ci sono 3 fasce di livello. Io ne ho incontrati 2, 3 anche forse, e questo si è pentito. Ma guardate, cos'è successo? Mi telefonano una volta uno e mi dice: sono Mario. Bene, dico io. E desidera? Ecco, ho visto che lei è responsabile di Libera del Veneto, mi piacerebbe incontrarla. Ho detto: perché? Perché dice: io sono un collaboratore di giustizia, sono un pentito. Allora ho detto: dammi 3 giorni di tempo che mi informo. Voi sapete che c'è il NOP, che è il Nucleo Operativo Protezione, che è coordinato qui nel nostro territorio, nel Veneto, da un colonnello di carabinieri. Allora io gli telefono, per fortuna sono in contatto con le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro eccellente con, guardate, pochissime disponibilità, e allora io gli dico di questa persona e lui mi dice: guarda, penso che la puoi incontrare. Io l'ho incontrato in un ambiente pubblico, controllato a vista, eccetera, perché sono sempre situazioni molto delicate. E poi ho capito che insomma era una persona con la quale potevo interagire. E allora sapete cosa mi ha raccontato, raccontandomi un po' della sua storia, perché non la so tutta la storia, perché lui ha preso l'ergastolo, eccetera, e quindi evidentemente mi ha raccontato questo per dirvi quanto sia importante l'aspetto culturale, che lui aveva 14-15 anni, è entrato nella scuola superiore, faceva la seconda, terza superiore, e a un certo momento sentiva l'esigenza di acquisire una forma di identità, di riferimento, di avere possibilità economiche, di contare. E in quel momento lì sono arrivati un gruppo, no? Siamo in Sicilia, siamo nel gruppo di Laudano, che sono in contrapposizione al gruppo dei Pulvirenti o dei Santa Paola, Nitto Santa Paola. Allora a un certo momento lui si sente preso da questo furore di avere potere, di poter disporre di qualcosa. Ebbene, sapete come hanno fatto per introdurlo nella cricca, nella cosca? Lo hanno portato a 17 anni ad assistere ad un omicidio. Quindi
il suo percorso, perché spesso oggi le cosche adottano questo sistema oltre che la liturgia normale della pungitura, no? E questo a un certo momento si è trovato dentro. La sua strada era una strada irreversibile ed è diventato praticamente uno dei gruppi di fuoco del Laudano, della Cosca Laudana. Lui mi racconta un po' questa storia. Io non ho avuto il coraggio di chiedere ancora quante persone ha ammazzato, e se ne ha ammazzate, ma indubbiamente ne ha ammazzate, anche per la condanna che ha ricevuto. E a un certo momento sapete cosa è successo? Che lui si è trovato di fronte a quelli che erano i suoi compagni di avventura e si è trovato un giorno in un bar, che c'erano due che lo avevano convocato lì, e ha avuto la netta sensazione che erano lì per ammazzarlo. Lui ha buttato per aria il tavolo, è scappato e da quel momento ha preso poche cose, è venuto al nord e al nord ha incominciato a collaborare con la giustizia. Perché vi racconto questo fatto? Perché vedete, c'è un impegno che noi abbiamo a livello educativo che è molto importante, che è questo. Vedete, già il prefetto Mori nel 1920 diceva che il mafioso ha più paura del maestro che del poliziotto o del maresciallo. E poi Nino Caponetto, che io ho avuto l'onore di incontrare tante volte, perché quando è nata Libera nel Veneto, Nino Caponetto, il fondatore del pool antimafia di Palermo, è venuto spesso nel Veneto e diceva che la mafia ha paura più della scuola che della giustizia. E qui si innesca, vedete, quello che io ritengo sia fondamentale per fare cultura antimafia, al nord come al sud, dentro le scuole, dentro i percorsi educativi che devono essere fatti nei gruppi, nelle attività, nelle parrocchie, perché evidentemente questo determina un modo di pensare che porta a quello che per noi è estremamente importante come Libera, che è il concetto della responsabilità, anzi della corresponsabilità. Attraverso le piccole cose. Io ricordo una volta Nino Caponetto che raccontava la sua esperienza, aveva quasi 80 anni ormai, e raccontava la sua esperienza in una sala di studenti strapiena a Vicenza, e dopo che aveva raccontato la sua esperienza un ragazzo di seconda superiore alza la mano e gli dice: senta, ma io qui a Vicenza che cos'è che posso fare? E Nino Caponetto con la sua aveva questo portamento patriarcale, no? Ti ricordi, Iva? E gli ha detto: come ti chiami? Stefano. Bene Stefano, da domani incomincia a pagare il biglietto del tram. Questa è cultura antimafia, capite? Allora, e questo per dirvi quanto sia importante la scuola. Io per esempio in questi ultimi 3 settimane ho incontrato circa 8-9 mila studenti su questo tipo di tematiche, e questo è estremamente importante. Allora vedete, fatta questa premessa che è un po' un racconto, e per affrontare la mafia, vedete, la mafia va affrontata a 3 livelli. Va prevenuta, ma guardate, appositamente parlo di mafia in termini generali, perché non è un problema del sud, anche se il sud c'è un rapporto diverso con le mafie, ma oggi vedete nel nostro territorio facciamo i conti. Io qui ho portato un documento e una testimonianza che ho convinto
uno che era dentro un giro in un circuito mafioso legato ai casalesi, l'ho convinto a fare questa intervista che abbiamo adoperato poi per un convegno che io ho seguito in modo particolare, poi magari se c'è tempo vi racconterò. Ma vedete, vorrei che voi aveste chiaro in testa questi tre livelli. La mafia va prevenuta, e prevenire la mafia, sapete cosa? Bisogna far crescere la cultura dei diritti, e la cultura dei diritti si fa attraverso il buon funzionamento dello Stato e della democrazia. Far crescere la cultura dei diritti vuol dire che è estremamente importante che nei territori ci sia attenzione, sensibilità nei confronti di quelli che sono i diritti fondamentali, perché laddove non ci sono i diritti fondamentali, parlo di lavoro, parlo di salute, parlo di casa, parlo di scuola, parlo di attività del tempo libero, parlo di situazioni che sono normali all'interno di una convivenza civile. Bene, quando non c'è questo, prevale il privilegio. La mafia dà come privilegio quello che lo Stato deve dare come diritto. Voi capite che la prevenzione è questa. Allora una società bene organizzata, una democrazia che funziona, delle istituzioni che hanno autorità, sono il miglior antidoto alle mafie. Non solo, ma credo che il miglior antidoto delle mafie sia la capacità dei cittadini di non girarsi dall'altra parte, di non essere indifferenti, di non essere qualunquisti, di non essere massimalisti, la capacità di distinguere. Noi diciamo sempre in Libera, capacità di distinguere per poter intervenire, e questo è estremamente importante. Voi capite che questa cultura così diffusa preclude la possibilità di infiltrazione di carattere mafioso, perché è un tessuto che si caratterizza per onestà, per ricerca di giustizia. Guardate la giornata che noi abbiamo vissuto a Firenze, più di 150.000, tantissimi giovani, aveva proprio questo come titolo: segni di giustizia, fiori di corresponsabilità. E questa è la prevenzione. Poi vedete il secondo livello, la repressione. È chiaro che ci deve essere la repressione, che deve essere intelligente, che deve essere organizzata, perché viva Dio, sapete, la criminalità organizzata, se non viene, non si trova, no, una polizia di Stato o le forze dell'ordine organizzate, non si va da nessuna parte. E per fortuna noi abbiamo delle leggi buone e abbiamo anche delle persone molto preparate da questo punto di vista, che vengono chiamate in tutto il mondo. Però le mafie, sapete, si aggiornano sempre di più dentro a questi meandri, no, dell'economia. Oggi, sapete, la mafia non è più quella della coppola e lupara, si inseriscono dentro la finanza, entrano nei mercati sani dell'economia, che non pensiate, una volta, sapete, andavano dentro le fabbriche decotte, oggi entrano dentro le attività commerciali che funzionano e le condizionano. Io ho degli esempi anche qui nel Veneto stratosferici da questo punto di vista. Rovinano la competizione sana e il mercato sano tra le aziende, e questo, vedete, è estremamente pericoloso. Comunque la repressione ci vuole. Il terzo livello, sapete, è aggredire i beni e portarli via, perché le mafie mettono in conto tutto, i mafiosi mettono in conto tutto, di andare in carcere, di essere presi, di essere giudicati, condannati, no? Ma non mettono in preventivo e non accettano di essere privati dei loro beni. E allora noi, come Libera, siamo impegnati a togliere tutto ai mafiosi, e questo è estremamente importante. E oggi, vedete, domani
domani è il 21 marzo, pensate, e io qui davanti ho alcune iniziative che faremo in tutto il Veneto, in tutte le piazze dei capoluoghi di provincia. Ci saranno manifestazioni, verranno letti i nomi delle vittime innocenti di mafia, e questo per dire che noi non li uccidiamo, gridava forte Don Ciotti sabato. Non vogliamo che siano uccisi per la seconda volta perché siamo indifferenti, perché li dimentichiamo, perché dimentichiamo i familiari delle vittime di mafia, che sono centinaia e centinaia. Sabato erano 500, e sapete che su 500 il 70% dei familiari di mafia non sanno ancora la verità, e questo è ancora scandaloso, capite? Allora, ecco, anche nel Veneto ci sarà questa opportunità. Io sarò a Rovigo, per esempio, domani tutta la giornata, sarò in una scuola al mattino, al pomeriggio in centro a Rovigo, a leggere questi nomi e a commentare questo impegno, per dire che noi non vogliamo dimenticare. Guardate, questa mattina sono stato a Venezia a lanciare un'iniziativa. Domani 11.000 studenti mangeranno nelle mense la pasta che viene dai territori confiscati alla mafia, e anche il sugo. E queste sono scelte concrete, capite, dove si costruisce questa cultura della legalità, del rispetto di alcune regole che permettono di chiudere le porte alle mafie. E allora voi capite che è importante. Così, sapete, se vi capita di dover firmare io riattivo il lavoro, è un'altra iniziativa importante, perché il 90% delle aziende e più delle aziende che vengono confiscate alle mafie sono destinate al fallimento. Sono destinate al fallimento. Non solo, ma sono quantificati decine di migliaia di posti di lavoro che vengono persi, e non c'è nessun ammortizzatore sociale per quelli che lavorano dentro le aziende che vengono confiscate alle mafie. Voi capite che di fronte a questo tipo di realtà, che cos'è che dicono i cittadini? I cittadini dicono: le mafie danno lavoro e lo Stato li toglie, perché così poi passa questa logica. E allora vedete, noi che come Libera siamo nati nel 95, siamo nati raccogliendo le firme. Io ho raccolto le firme per una legge, la legge 109 del 96, per la confisca dei beni ai mafiosi e per la consegna poi alla società civile. Questo è estremamente importante, capite? E allora io tutto questo tipo di attività la chiamo l'antimafia sociale. Guardate, non è semplice, sapete, non è semplice. L'anno scorso il Presidente della Repubblica, il 2 di giugno, ha fatto un buffet al Quirinale con i prodotti di Libera Terra, il 2 giugno. Poi i giornali hanno riportato quasi niente, ma sapete, la risposta c'è stata subito da parte della mafia. Guardate, vi leggo alcuni dati. Già il 2 giugno Castelvetrano, in località Canalotto, in fumo 20 ettari di oliveto. 3 giugno Borgo Sapotino, siamo nel Lazio, dove c'è la sede di Libera Lazio. Negli ultimi giorni 3 attacchi al villaggio della legalità, già distrutto a ottobre, che noi avevamo ricostruito. Le libere dell'Alta Italia si erano subito rese disponibili. 6 giugno Belpasso, che qui c'era un documento che è una delle... questo è pronto, dopo lo vediamo subito. A Belpasso un incendio distrugge... Tempi, siamo sempre in ritardo, ma sempre che parla massa. No, vi dico soltanto questo per capire. 11 giugno Mesagne, 12 giugno Partanna,
Sempre 12 giugno, Castelvetrano, ettari e ettari di terreno bruciati. Voi capite che questo evidentemente è un attacco forte alle cooperative. Allora noi non dobbiamo lasciarle sole. Guardate, l'altro giorno in giugno, e vi racconto soltanto questo, per dirvi che poi l'antimafia la possiamo fare tutti, che non ci sono gli specialisti dell'antimafia, ci sono gli studiosi che ci aiutano a capire i meccanismi più raffinati, come fa Ivan Cecconi, che è preziosissimo da questo punto di vista, perché noi che giriamo, che cerchiamo di divulgare, abbiamo bisogno di loro che ci indichino i meccanismi anche economici, perché voi avete capito che dentro quei meccanismi economici ci sono 1000 possibilità più una, perché non c'è trasparenza nella finanza a progetto, non c'è trasparenza, e lo capite bene, no? E allora lui che analizza in maniera così precisa ci fa capire come dobbiamo comportarci. Allora vedete, l'ultima cosa che io vi dico, mi telefona il responsabile della cooperativa Pio La Torre e mi dice: guarda, domani dovevamo fare la raccolta dei ceci, prima raccolta dei ceci, e arriviamo la mattina alle 6:30, abbiamo trovato dentro, mai visto una mucca in quelle zone. Lavorano 180 ettari di terreni confiscati nell'Alto Belice, a Provenzano, Totorina, a Bagarella, a tutta questa gentaglia. Bene, distrutto tutto. E allora cosa si fa? Si riparte, ma hanno il fiato corto, non hanno finanziamenti. Allora quest'anno, per rilanciare quei terreni, mi ha ritelefonato Salvo Gibino, ha detto: ho bisogno di un rullo, come facciamo? Non abbiamo un soldo. Ho detto: comperalo, noi Libera Veneto ci impegniamo a pagarlo, 6.000 euro. Abbiamo fatto 2 cene della legalità e abbiamo già raccolto 4.600 euro. Capite? Questa, io credo, è l'antimafia sociale, perché poi questa solidarietà si riflette dentro il nostro modo di essere e noi facciamo crescere una società pulita, non indifferente. Capite? Perché è la nostra indifferenza che tante volte uccide 2 volte coloro che hanno pagato con la vita su questo. Questo è importante. Allora credetemi, non è solo importante sapere, è importante fare ognuno la nostra parte e cominciare da noi. Io, guardate, non ci credo più, sapete, perché qualche volta mi dà l'impressione che ci sia la voglia di contenere la mafia, e non credo più che ci sia l'onestà solo in una zona piuttosto che in un'altra, perché l'affare della mafia è un affare dell'Italia. Guardate, quando il mercato della mafia incide sul 10, 11, 12% del PIL nazionale, credetemi, non è più un problema del Sud, è un problema di tutti. Guardate, io ho seguito, e adesso vedete questo documento, ho seguito questo processo, mi sono fatto dentro l'aula bunker di Mestre 6 ore e mezza, tutta la requisitoria del pubblico ministero. Ero da solo dentro, ho chiesto il permesso al giudice tramite il procuratore, che è un amico e che collabora molto con Libera, e avevo a fianco gli imputati. Ma guardate, erano facce pulite, qualcuno era nella nostra pedemontana, c'era una donna di 70 anni, che usurava tra Vicenza e Verona da 40 anni. Nessuno ha denunciato, e questa operazione è stata possibile perché uno
Su 200 persone ha avuto il coraggio di denunciare. Quest'uno è quello che adesso parla, non lo conoscerete, non lo vedrete in faccia. Adesso è entrato nel progetto protezione. Io andavo con i poliziotti a trovarlo a casa per incoraggiarlo, per stimolarlo, per sorreggerlo anche. Gli abbiamo fatto fare questa intervista, dura 10 minuti. Vi prego, ascoltatela e scopriremo che la mafia magari è accanto a casa nostra. Questo non per avere paura, ma per assumerci le nostre responsabilità. La verità era consapevole che stavo andando in mano agli strozzini, perché è troppo facile avere i soldi e poi gli interessi erano altissimi, il 15% mensile. Però in realtà questi che arrivano a nord, secondo me, è un po' differente, non vengono per darti il prestito e per guadagnarci sopra, ma vogliono accaparrarsi le aziende, specialmente se l'azienda va bene, perché vogliono entrare nel tessuto proprio dell'impresa. Ecco, senza entrare nel generale delle cifre, ma giusto per far capire insomma il business poi per gli usurai, lei quanto aveva chiesto e quanto poi gli è stato chiesto e quanto ha dovuto pagare? Allora, io avevo chiesto 300.000 euro per completare l'operazione, ma in realtà loro me ne hanno concessi 42 e sul tenuto interessi sui 42, e in quel modo sapevano che tu non potevi pagare, che ti avevano messi in crisi peggio di come stavi prima, ma era tutto un gioco, perché volevano in realtà un'attività, ecco. Le volevano portare via l'azienda. Sì. Ecco, le pressioni che subiva, cioè cosa le dicevano, i metodi per intimidirla, per minacciarla, quali sono stati? Allora, i metodi per intimidirmi, oltre a me, c'era anche la mia famiglia che veniva, cioè nel senso che minacciavano che la mia famiglia avrebbe passato dei guai. Ecco, ricordiamo che lei ha moglie e due figli. Sì. E poi in realtà mi facevano vedere pure mentre picchiavano altre persone che stavano sotto strozzo, e in realtà ogni giorno vedevi gente che piangeva e che non ridavano tante botte. Scusi, questo accadeva nel suo cantiere? Era sì, il mio cantiere era diventato in mano a loro e ogni giorno portavano 2 o 3 persone usurate da loro che prendevano botte perché magari non avevano fatto a tempo a pagare, così davano una dimostrazione a tutti che dovevano pagare, perché sennò quella era la fine. Ma le hanno mai detto, sì, noi ti ammazziamo i figli? Sì, noi ti ma hanno detto sempre, per esempio, un giorno tua figlia dirà: perché papà cammina sulla sedia a rotelle? E tu non te lo saprai dire perché. Cioè queste erano le minacce che si... Lei ci credeva ovviamente? Beh, normale, quelli erano capaci di farlo, non è che non sono capaci. Sì. Senta, Rocco, quando la chiamavano al telefono, che le dicevano devi pagare, perché penso fossero queste un po' le frasi, insomma, devi pagare altrimenti noi ti facciamo questo e ti facciamo quello. Ecco, lei era sempre, che cosa diceva? Non aveva i soldi? Come reagiva? Beh, trovavamo le scuse più impensabili, che era morto un padre, una mamma, che la moglie era in ospedale con cancro, mia moglie per esempio era rimasta incinta, però questo era vero, e abbiamo perso pure un bambino nel periodo, sì, nel periodo ha avuto un aborto. Questo è un fatto bellissimo, cioè credo che abbia pagato... Sì, abbiamo pagato
questa è stata una cosa bruttissima per tutta la famiglia. E tanti imprenditori, io ho visto tante di quelle scuse, veramente piangere per telefono e trovare la scusa del figlio, stava morendo, ognuno cercava di salvarsi per non incontrarli, perché effettivamente se no erano botte. Quando è che ha deciso di denunciarli? Cioè, qual è stato l'elemento decisivo? Beh, la verità io sono stato velocissimo, cioè in senso dopo 3-4 mesi ho capito che la cosa non funzionava, ho capito dove volevano arrivare e mi sono rivolto alla DIA. E questo ringrazio pure l'istituzione, perché poi non è vero sempre parlare contro, ma la DIA è stata veramente al mio fianco, ma anche mi ha dato tanto aiuto per poter continuare, perché c'erano momenti che ti veniva da piangere e in realtà di lasciare tutto, dice ma chi lo fa fare, mi do tutto e finisce la storia. Ecco, facendo un passo indietro, tornando ancora alla sua decisione di denunciarli, lei ne ha parlato con la sua famiglia, erano tutti d'accordo, perché significava cambiare la vita dei ragazzi in fondo anche. Allora, in verità, i primi 2 mesi miei figli non sapevano niente, nemmeno mia moglie. Era una decisione presa perché non sapevo nemmeno io fino a che punto poi la cosa si sarebbe prolungata. I primi 2 mesi miei figli e mia moglie non sapevano niente. E dopo alla fine sono stato costretto a dirlo, perché io poi facevo tardi di più la notte, perché dovevo per le indagini, e allora io l'ho dovuto dire. Ringrazio pure la mia famiglia che mi sta dando vicino, perché molti si ammazzano, imprenditori. Succede pure perché secondo me si sentono talmente isolati, soli, che non riescono a dire alla moglie: da oggi in poi la tua vita non è più quella di una volta, ho i figli. È stata una liberazione. Sì, quando ho denunciato, già il fatto che avevo denunciato mi sono sentito di nuovo un uomo libero, perché in realtà mi sta sotto usura, non è un uomo libero. Cioè, le sue notti com'erano, ad esempio? Le mie notti erano di incubi, cioè il pensiero che potevano far male a me, alla mia famiglia, ma diciamo non tanto a me, perché uno alla fine diciamo che guai si ricerca, però la mia famiglia, far entrare persone che non c'entravano niente in questa storia, stare male. Poi le notti che vedevi questa gente che veniva picchiata, non è un bello spettacolo vedere gente di 80 anni che prende botte, non è una cosa. Hanno picchiato pure gente che è malata di cuore, 80 anni che conoscevo, ho cercato di mettermi pure in mezzo, perché poi in realtà io stavo gestendo sta cosa in un modo diverso, ecco. Ecco, lei ha un carattere molto forte, molto carismatico, cioè a questo punto mi domando, ma penso se lo domandino tutti quelli che ascolteranno questa intervista, cioè un carattere più, diciamo, remissivo, più rinunciatario, come finisce una persona? Cioè lei ha mai pensato ad esempio al suicidio, a un gesto estremo? Quando si è visto rovinato? Guarda, la verità, proprio perché giustamente lei fa riferimento al mio carattere, io al suicidio non ho mai pensato. Cioè una volta pensavo all'omicidio, cioè per farmi il problema di ammazzare loro, ma questo fa parte del carattere. Cioè c'è stato un momento in cui ha pensato di farsi giustizia da solo? Sì, quando non ce la facevo più e vedevo tanto malaffare, tanta cattiveria, tanta umiliazione da parte degli altri, c'è stato dei momenti che dicevo adesso la faccio finita, ma diventando io peggio di loro, ecco. Poi in realtà la fortuna è stata proprio perché c'avevo la DIA a fianco, non è successo questo. Lei ha avuto a che fare con un'organizzazione criminale di tutto rispetto, parlando proprio a livello di crimini, cioè ha avuto a che fare con i Casalesi? Sì. Non ha mai avuto un momento di Guarda, io le dico la verità, sempre tornando al mio carattere, io penso che questi sono solo dei vigliacchi, le persone non devono avere paura, perché loro sono buoni quando tutti sono in 10 e tu sei da solo. In realtà solo questi sono dei personaggi. Però lei ha pianto. Sì, ho pianto per il fatto di vedere tanta umiliazione, tanto voler umiliare tante persone inutilmente, però il mio messaggio è di dire non avete paura, però in realtà. Questo è il messaggio che lei vuole dare agli imprenditori, perché ce ne sono tanti che sono nella sua, secondo me diciamo, ex situazione. Sì, secondo me sono tantissimi. Quelli che ho conosciuto erano circa un 200. Cioè con il mio modo, quello che ho fatto, abbiamo liberato 200 persone, tutti i veneti, non quasi. E sta cosa è un male che in Veneto può arricchire facilmente. Da quello che si pensa che il Veneto non è difficile, invece no, è facile. E adesso si sente più
Se siete contenti di quello che ha fatto, lo rifarebbe? Io mi sento contento di quello che ha fatto e lo rifarei. Il messaggio agli imprenditori, qualora dovessero trovarsi nella sua stessa situazione, è quella di andare avanti, cioè che c'è una via d'uscita. Sì, la via d'uscita c'è, non è che non c'è, la via d'uscita io l'ho trovata, ne esci solo denunciando, stop. Come vede il suo futuro adesso? Guarda, io sono uno che lo vedo bello, cioè nel senso, per me è iniziare di nuovo, ecco. Però come dorme adesso? Allora, dormo benissimo del fatto che l'ho denunciato, questo dormo benissimo. Normale, poi intanto non ci verifico perché magari me li vedo addosso che stanno picchiando a qualcuno che magari se la stanno prendendo. La notte è in genere un segno se non sta bene, sta male. Lei dice che dorme benissimo, sì. E quindi insomma siamo sulla via. Sì, la via di guarigione. Le faccio da 3 ore. Grazie. Ecco, abbiamo sentito anche un documento molto impegnativo. Adesso è tardi, però penso che qualcuno abbia piacere di rivolgere qualche domanda, anche perché il discorso di Ivan Cicconi è abbastanza difficile dal punto di vista così superficiale per chi non è addentro ai lavori. E poi, prima di lasciarci, la solita preghiera a chi se ne va: se volete lasciare un obolo per purtroppo sostenere un po' le spese che si hanno in queste organizzazioni. Questa volta abbiamo avuto anche il piacere di vederci far pagare la sala, perché evidentemente siamo persone un po' pericolose. Grazie comunque. Se c'è qualcuno che ha degli interventi. Se scendete, riesci a parlare forte? Sì. No, allora io parlo a nome di un gruppo comunque che lavora, un gruppo di ragazzi che lavora sul tema della Valsugana, della nuova Valsugana, e volevo dire 2 cose. Allora, in parte volevo, diciamo, presentare un po' il nostro gruppo, semplicemente dicendo che noi facciamo riferimento anche al discorso TAV, riconducendoci al signor Cicconi, visto che sappiamo che comunque lui ha lavorato molto sulle tratte della TAV e sul project financing e sui contratti appunto che ci sono, sui contratti delle tratte ad alta velocità. E siccome appunto a parer nostro nella nuova Valsugana ha molte cose, molte similitudini con la TAV, perché si può parlare, per dirne 2, di devastazione ambientale, il project financing che è la stessa cosa, o comunque anche semplicemente la violenza con cui ci viene imposta senza aver mai chiesto niente a nessuno. E noi volevamo appunto chiedere al professore, sempre a questo riguardo, facendo riferimento a queste similitudini, se dobbiamo aspettarci un'altra Val di Susa, perché lì parliamo, ok, lì si sta parlando di una linea ferroviaria a livello nazionale, qui stiamo parlando di un'opera a livello regionale, ma le premesse sono molto simili e quindi volevamo insomma domandare se dobbiamo aspettarci appunto delle cose molto simili o se possiamo stare più tranquilli e dormire notti serene, insomma. E un'altra cosa prima di finire, sempre noi rilanciamo la costruzione di un coordinamento con chi lavora appunto sul tema della nuova Valsugana. Sappiamo che ci sono diversi gruppi che lavorano sulla nuova Valsugana e volevamo, come abbiamo già fatto, rilanciare un coordinamento di lavoro
sul tema della Nuova Valsugana, un coordinamento che abbia un solo scopo, un solo obiettivo, che sia quello di bloccare completamente, senza se e senza ma, la Nuova Valsugana. Noi rilanciamo un volantinaggio, un appuntamento per sabato mattina a Fellette, e faremo un volantinaggio molto semplice, però stiamo cercando di avere il più contatto possibile con la gente e cerchiamo di domandare anche a chi non si interessa, come chi per esempio è in questa sala, cosa ne pensa, e pensiamo che questa sia insomma la strada giusta per riuscire a creare qualcosa di nuovo, qualcosa di forte. E se posso dire, noi cerchiamo di rifarci comunque al modello del movimento Notav, che ormai è fortemente radicalizzato nel territorio, e che il movimento Notav comprende dalle donne agli uomini, anziani, bambini, disoccupati, imprenditori e questo e quell'altro. E questa è la cosa che secondo noi rende il movimento così forte. Comunque, appunto, ricordiamo il volantinaggio. Voi, se hai possibilità di stringere... Sì, no, ho finito. Volevo solo ricordare, appunto, facciamo questo volantinaggio a Felletta alle 9:30 di mattina e appunto la domanda al professor Ciccone. Se ha qualcosa. Ci sono altre domande? Facciamo una serie. Venite avanti. No, parlo da qua. Prego. Allora, rivolta al professor Cicconi. Quello che ho sentito stasera, come ha sviluppato l'idea sul progetto, mi viene da pensare che abbiamo tutti noi, compresi voi, scelto il posto sbagliato e il momento sbagliato, secondo me, perché sono cose che io adesso chiedo a voi una risposta secca. Se lui, come competente in materia, è mai stato interpellato dai nostri politici locali o a livello nazionale? Questa è la prima. La seconda, mi piacerebbe sapere il nome e cognome degli abitanti della scatola vuota, visto che c'è probabilmente il rischio di andare ancora a votare entro l'anno, allora potrebbe essere anche un orientamento generale a nostro vantaggio. Sì,